Una vera e propria bomba emotiva è esplosa questa sera a Napoli. E questa volta non si tratta di una speculazione di mercato, ma di un grido del cuore dei tifosi. Voi, appassionati tifosi del Napoli, che vi siete emozionati ad ogni mossa, ad ogni gol e ad ogni gesto di corsa in campo, sapete già chi è il personaggio di questa storia: Giacomo Raspadori. L'uomo dei gol decisivi. Il nome che è riecheggiato ancora una volta negli angoli degli spalti e sui social media come simbolo di impegno, versatilità e amore per la maglia azzurra. Lasciate quindi i vostri like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Perché l'argomento di oggi è un appello diretto al presidente De Laurentiis: non vendete Jack. Dopo aver segnato un gol strepitoso contro il Lecce, il suo quinto stagionale, Raspadori ha dimostrato ancora una volta perché è un giocatore prezioso, non solo per i numeri, ma per l'anima che dà ad ogni tocco di palla. Ogni volta che è stato chiamato in causa da Antonio Conte, ha risposto con intelligenza tattica, movimento tra le linee e, soprattutto, gol nei momenti cruciali. Non c'è da stupirsi che i tifosi si siano riversati in massa sui social media, esprimendo chiaramente i loro sentimenti: Jack deve restare, non vendete Raspadori. È un rinforzo che è già nel club. Il clamore è stato tale che il giocatore è diventato un trend digitale dopo il fischio finale. E pensare che solo pochi mesi fa si vociferava di una sua partenza nella finestra invernale. Le voci lo avevano quasi messo alla porta di Napoli. Ma il consiglio di amministrazione ha optato per la sua permanenza e oggi quella decisione si sta rivelando giusta. Matura e in linea con lo spirito che i tifosi richiedono: fiducia nei talenti che indossano la maglia con orgoglio. Raspadori ha già uno scudetto sul petto, ha dimostrato il suo valore partendo dalla panchina, come falso 9. Ala o anche centrocampista d'attacco. E con il Napoli a soli 7 punti dal titolo. Potrebbe essere il tassello a sorpresa che sbilancia il finale di stagione. Ora il mercato è tornato a girare intorno al suo nome e i club italiani e stranieri stanno monitorando la sua situazione. Ma i tifosi hanno già scelto da che parte stare e il messaggio è chiaro: non vendete Jack. Perché più che un attaccante, è un simbolo di resistenza, di pazienza e della ricompensa di credere nel processo. Cosa ne pensi, tifoso del Napoli? Raspadori dovrebbe restare e giocare un ruolo da protagonista nella prossima stagione? Oppure è arrivato il momento di vendere e fare spazio a nuove promesse? Lascia la tua opinione qui nei commenti e, naturalmente, se anche tu vuoi che Jack resti con noi, ringrazia e condividi questo video con tutti coloro che amano il nostro glorioso Napoli.